Ho visto che ti sei commosso quando parlavano di tuo nonno. Dimmi cosa ti ha dato quest'uomo. Il nonno mi ha dato tanto e penso sia è stato il mio primo tifoso, mi seguiva sempre, ha fatto un album con tutti i ritagli di giornale, tutti gli articoli su di me, non si perdeva veramente nessuna partita. Un bellissimo ricordo di lui perché è una persona veramente forte, sorridente, piena di gioia e piena di valori, e quindi è una perdita importante per me, ma sono sicuro di averlo reso orgoglioso. C'era una marea di bimbi ad aspettarti. Cosa ti senti di dire? Gli seguite i vostri sogni? Ma sicuramente sì, di crederci sempre, di seguire i sogni, metterci sempre passione, lavoro, sacrifici. Ci vuole un po' di tutto per arrivare, un po' di fortuna, però con passione, la costanza, il lavoro, la dedizione ci si può ottenere grandi Ho soddisfazioni. detto al parroco che ci sono i mondiali fra un anno e mezzo, però sono d'inverno, sotto Natale, che dica una preghiera in più. E lui ha detto che non ha problemi. Speriamo porti bene, ci attenderà subito un'altra grande manifestazione e speriamo di continuare ad emozionare gli italiani. E come si fa a star dietro Donnarumma? Donnarumma è un grandissimo portiere, Come si fa a superarlo? l'ha dimostrato anche all'ultimo europeo. Per me è già un onore, una grandissima emozione essere parte del gruppo. Poi ovviamente ci sono delle gerarchie, si lavora ogni giorno per cercare di superarle, ma già essere lì è un grande motivo.